Stefano De Bellis, presidente della Proloco di Buia, per te è la prima edizione della Festa del Toro da numero uno di questa bel gruppo che guidi. Si inizia in un giorno molto importante, il 2 di giugno, e dove? Allora, si inizia il 2 giugno in Monte di Buia, nella classica e ormai storica sede di Fieste di Primavere. Sì, è vero, è la mia prima manifestazione, cioè scusa, è la mia prima Fiesta di Primavere e sono molto onorato di questo. Abbiamo un bellissimo gruppo di volontari e quindi sono molto contento e anche molto emozionato per questo. Si va avanti per 2 fine settimana. Si va avanti per due fine settimana, quindi cominciamo il 2 giugno, 2, 3, 4 e 9, 10, 11 il secondo fine settimana. Si svolge dove? Si svolge nella splendida cornice di Monte di Buia e approfitto anche per dire che abbiamo appena rinnovato la convenzione, il comodato insomma con il comune di Buia, per cui per altri 9 anni tutta l'area di monte sarà in gestione della Proloco. Di questo è una grande soddisfazione perché per tanti anni l'abbiamo gestita in modo accurato e quindi siamo molto orgogliosi di questo. Ci sono dei nomi importanti che animeranno questa Festa del Toro 2023. Sì, quest'anno abbiamo deciso di puntare molto anche sugli eventi esterni, ci sono molte novità per Fieste di Primavere e ricominciamo subito con una tribute band degli AC/DC, quindi con gli Acidi il primo venerdì, poi passiamo a una serata DJ con Radio Company il primo sabato 3 di giugno. Il 9 giugno torniamo a fare una tribute band, quindi musica dal vivo dei Guns N' Roses, una sfida fra 4 DJ con effetti speciali dal palco per il 10 giugno e l'11 giugno chiudiamo con gli Anni Ruggenti, ancora musica dal vivo, per cui serate molto intense e vi aspetto assolutamente a sentire perché sarà molto divertente e bello. Stefano, il Proloco di Buia che è abituata a correre come nostri beniamini, vedi Milan, vedi De Marchi. Eh sì, beh, per Buia è un grandissimo onore avere due atleti così importanti. Poi oltretutto io sono anche di cuore con il ciclismo perché ho corso per 16 anni, per cui conosco anche bene Alessandro e Jonathan e sono molto contento, molto soddisfatto di questa loro carriera incredibile. De Bellis, oltre alle serate dove saranno protagonisti i DJ, c'è qualcos'altro che bolle in pentola? Sì, quest'anno abbiamo deciso anche di ampliare il nostro menù e aggiungere le pappardelle al ragù di toro, quindi aumentare quello che è l'offerta anche delle nostre pietanze e soprattutto anche improntarci in una direzione sempre più green, cioè utilizzare dei piatti di melamina e posate di acciaio, per cui non faremo rifiuti, a zero rifiuti, e di conseguenza è una cosa molto importante anche in tema ambientale che è sempre molto sentito.